Dunque, sui giornali di oggi, sia La Nuova che il Gazzettino, c'è un articolo, un intervento molto interessante che parla dell'ex, diciamo, Corderia, quell'edificio storico che c'era a Borgo San Giovanni subito dopo la stazione ferroviaria, dopo c'è anche la torre dell'acquedotto, che ancora qualche anno fa, l'avevamo ripreso anche qui a Azzurra, è stato completamente demolito. Bene, praticamente la cosa è andata in prescrizione, io non voglio andare nel merito, in sostanza gli avvocati della difesa hanno evidentemente dimostrato che non era un bene storico, anche se negli stessi articoli parlano che dalla regione era riconosciuto come un edificio di archeologia industriale dell'Ottocento, e quindi praticamente è finita tutto a tarlucce e vino, e quindi questi signori potranno, addirittura non verranno neanche sanzionati. Detto questo, è assolutamente giusto che i processi non durino all'infinito, e ci deve essere un periodo, e quindi questo periodo è passato, è stato prescritto. E tra l'altro, piuttosto che avere una struttura lì lasciata lì, è meglio che la finiscono, vabbè, la finita. Ci sono altre motivazioni, ma vi invito a leggere gli articoli dei giornali, comprare i giornali. Invitiamo sempre a acquistare i giornali. Ecco. Allora, qua però c'è un paradosso, se mi permettete. Allora, noi abbiamo un'altra situazione, quella sul ponte sul Brent, scusate, il ponte della Fossetta, di cui siamo bloccati da 7 anni, e la sovrintendenza ha praticamente obbligato l'amministrazione comunale, e per inciso, ripeto ancora una volta, in questi ultimi 3 anni il sindaco Armelao ha lasciato tranquillamente, poteva agire, gli è stato anche consigliato in diversi modi il ricorso al TAR, ma dice no, non stiamo a fare ricorso perché poi è come litigare con le mogli si può anche divorziare, nota bene, ma si potevano fare anche altri passaggi, e un ponte che ha 80 anni e che la sovrintendenza ci sta imponendo di restaurarlo spendendo almeno 4 volte quanto verrà a costare demolirlo e farne uno nuovo con, con tutte le due corsie e con la pista ciclabile, mentre un edificio storico come quello dei Cordai è stato demolito e dato tutto quanto tra le lucevini. Io chiedo scusa, qua non è nessuna critica in particolare al sindaco Carmelao, che comunque per quanto riguarda il punto della Fossetta in questi 3 anni poteva fare molto di più, ma comunque è una cosa assurda che un edificio storico di archeologia industriale di Chioggia sia stato praticamente demolito, nessuno ha parlato, nessuno ha detto niente, e sto ponte, che tra l'altro la differenza qual è? Che quello era un edificio storico e questa invece è un'infrastruttura, è una cosa ben diversa. Non lo dice il sottoscritto che è l'ultimo di Pirla, lo dicono tanti professionisti, architetti e ingegneri, che è una situazione diversa. Purtroppo siamo così, e tra l'altro voglio ricordare, concludo, il ministro Giorgetti ha detto che siccome dobbiamo rientrare con il debito pubblico e quindi tutti i ministeri devono cercare di fare di più avendo adesso più capaci, più in gamba, e lavorare di più e meglio con meno risorse. Qualcuno mi spiegherà come faremo a lavorare meglio e con meno risorse, visto che la sovrintendenza ci obbliga a spendere 4 volte tanto per avere un ponte nuovo. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro.